Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Nelle zone alluvionate della Sicilia orientale si continua a spalare fango a Torre Archirafi, i sommozzatori al lavoro per recuperare le auto finite in mare. Lunedì i funerali di Margaret, la giovane di Lentini morta dopo un intervento estetico al naso. Accertamenti sul decesso e sui medici scelti sui social. Il Presidente della Repubblica, il web non è il medico di fiducia. Neonata morta dopo il parto all'ospedale Garibaldi di Catania. Sarà disposta l'autopsia per accertarne le cause. Migliorano le condizioni della mamma finita in terapia intensiva. Cura del verde a Catania, tanti gli alberi che aspettano la potatura. Al largo Bordighera, fusti e chiome raggiungono i piani alti dei palazzi. Non possiamo più aspettare, la Regione stanzia 3 milioni per l'aeroporto, ma a Comiso scoppia ugualmente la protesta per chiedere l'incremento dei voli. Un aiuto per i più bisognosi, è il giorno della colletta alimentare. Nel carrello della spesa si possono donare prodotti a lunga scadenza. Calcio, il Catania batte il Trapani e ritrova il sorriso. Prestazione convincente, la squadra di Toscano che torna alla vittoria dopo un mese. Bentrovati, siamo tornati a Torre Archirafi dove a distanza di 3 giorni dall'alluvione si lavora per liberare case, garage, cantinati dal fango. Gli abitanti chiedono aiuto e puntano il dito contro la cementificazione del torrente Babbo. Tonino De Mano. Si abbracciano e si fanno coraggio a vicenda, scarpe e mani sporche di fango che dopo 3 giorni ricopre ogni cosa. L'alluvione tra Giarre e Riposto ha colpito duro ancora una volta in un territorio bello, fragile e reso vulnerabile dalla cementificazione selvaggia. Case e villette costruite attorno ai torrenti come in via Carmelo D'Urso a Torre Archirafi. Qui la forza dell'acqua ha distrutto tutto, ha abbattuto muri, trascinato auto, invaso cantinati fino a raggiungere i 2 metri d'altezza. Si ripete sempre qua, no? Non c'è possibilità di rimediare. Ma voi siete al corrente di abitare a ridosso di un torrente? Ma qua, queste case qua neanche lo dovevano fare, con il torrente che abbiamo vicino. Disperati totali, disperati. Quando piove non si dorme, non si vive più. Sicuramente la cementificazione. No, non è normale cementificare i torrenti, tutta questa invasione non è normale. Oltre il catastrofico non credo che si possa definire. E poi ovviamente lo sforzo fisico passa un po' in secondo piano quando si vedono determinati affetti dentro casa. Si cerca di recuperare quel che si può, si va avanti e indietro e dopo l'acqua si rimuovono fango, detriti e macerie perché la bomba d'acqua ha sventrato ogni cosa. E lavorano sotto lo sguardo di tanti curiosi anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che prima di rimuovere le macchine finite in mare setacciano il fondale. Un cenno ed un urlo rompono il silenzio. Attenzione, qui c'è un'altra macchina. A questo punto la terza, finita nelle acque dello Ionio. Il web non è il medico di fiducia, il commento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è intervenuto sulla vicenda della giovane di 22 anni Margaret, la ragazza di Lentini morta dopo un intervento estetico al naso effettuato in un centro medico scovato sui social e è andata proprio a Roma per effettuare questo intervento. Le indagini della magistratura sono in corso per verificare se lo studio medico avesse le autorizzazioni necessarie. Orazio Longo. 4 ore è durata l'autopsia, ma ci vorranno i risultati dei test tossicologici e istologici per chiarire i motivi per cui Margaret è morta. La 22enne di Lentini, in provincia di Siracusa, deceduta lo scorso 7 novembre dopo un intervento estetico al naso. Quello che si sa per adesso è che la ragazza è morta in un quadro di sofferenza acuta. L'intervento era avvenuto in uno studio medico di Roma, trovato e contattato tramite i social. Il dubbio a posteriori è che la struttura non avesse l'autorizzazione per effettuare quel tipo di attività. Già l'anno scorso era stato scritto un esposto anonimo per segnalare che lì si effettuavano operazioni più invasive di quanto fosse consentito a un laboratorio di medicina estetica, ma dopo i controlli degli inquirenti non era saltato fuori nulla. Il governatore del Lazio ricorda che nel 2008 lo studio era stato trovato privo di alcune autorizzazioni e inoltre uno dei medici, laureatosi all'estero col titolo poi convertito, non avrebbe però completato la specializzazione. I legali contestano la ricostruzione fatta, opponendo all'ipotesi di intervento di rinoplastica quella di avere praticato una tecnica
tecnica più leggera non chirurgica di rinofiller regolarmente autorizzata. Questo sarà tutto da capire. Intanto il GIP ha convalidato il sequestro preventivo del centro per il rischio di reiterazione del reato. Tra le anomalie non sarebbe stato trovato il consenso informato. Gli inquirenti stanno analizzando il cellulare della ragazza per ricostruire gli accordi che prevedevano una cifra di circa 2.800 euro per un intervento che sarebbe dovuto durare una ventina di minuti. E mentre i genitori distrutti dal dolore lanciano un appello affinché nessuno più possa essere vittima di quanto accaduto alla loro figlia, arriva il monito del Presidente della Repubblica Mattarella. Il web, dice, non è il medico di fiducia. C'è il rischio di farsi catturare dallo smartphone e di diventare prigionieri di un mondo che non corrisponde alla realtà. È stato assolto per non aver commesso il fatto Luciano Valvo, il 58enne imputato per concorso nell'omicidio di Carmelina Marina, una delle 2 donne uccise a riposto nel febbraio dello scorso anno da Salvatore Lamotta, che poi si suicidò con un colpo di pistola davanti alla caserma dei Carabinieri. Secondo l'accusa, l'uomo aveva avuto un ruolo attivo nell'uccisione della donna, poiché a bordo della propria auto aveva accompagnato l'omicida sul lungomare di Riposto, luogo del delitto, e subito dopo lo aveva portato lontano dalla scena del crimine. Santa Castorina invece fu la seconda vittima del femminicidio, subito dopo in via Roma. Nessun ruolo era stato contestato al Valvo per questo secondo delitto. E adesso a Catania si attende la nomina del medico legale per effettuare l'autopsia sul corpo della neonata morta giovedì subito dopo il parto all'ospedale Garibaldi Inesima di Catania. Migliorano le condizioni della madre, che è ricoverata in terapia intensiva. Abbiamo sentito il legale della famiglia e dice: vogliamo capire. Orazio Longo. Si terrà la prossima settimana l'autopsia sul corpo della neonata morta giovedì all'ospedale Garibaldi Inesima di Catania. Gli inquirenti hanno proceduto all'acquisizione della cartella clinica e al sequestro della salma e molto probabilmente si eseguirà una integrazione della denuncia già presentata appena la mamma della bambina uscirà dalla terapia intensiva. Stiamo cercando di acquisire tutta la documentazione relativa a questo nefasto evento. Naturalmente dobbiamo aspettare quelli che sono i tempi per l'affidamento per il medico legale per effettuare naturalmente i rilievi autoptici, e stiamo nominando anche un medico di parte. Secondo la legale bisognerà anche capire perché il personale medico abbia atteso per il parto naturale quando, visto il passare del tempo, si poteva forse pensare a una soluzione alternativa. La piccola è deceduta nel reparto di ostetricia e ginecologia al momento della nascita, avvenuta naturalmente al completamento delle 40 settimane di gestazione. Sarebbe apparsa ipotonica e asfittica e sarebbe stata subito trasferita nella culla termica, dove però è morta. Ai primi controlli non sarebbero emerse anomalie né sul feto né sulle condizioni fisiche della partoriente. Tutto da capire quindi il motivo della prematura e improvvisa tragica scomparsa dopo un travaglio durato 24 ore, sotto shock i familiari che chiedono giustizia. E adesso parliamo della cura del verde a Catania. I residenti da anni invocano interventi di potatura a largo Bordighera, dove gli alberi raggiungono i piani alti delle case, segnalati pericoli anche sul viale Fleming e sulla circonvallazione. Tonino De Mano. Raggiungono i piani alti delle case, invadono i marciapiedi, coprono persino le lampade dell'illuminazione pubblica. Largo Bordighera è il classico esempio che la cura del verde a Catania fa acqua da tutte le parti e poco importa se a lamentarsi siano decine e decine di cittadini. Tanto gli interventi di manutenzione sono rari e si fanno attendere da anni, come riferisce questo residente che, esasperato, si è rivolto alla nostra redazione. In questa piazza l'ultima potatura è stata fatta nel 2020. Non riesco mai a parlare con quella che è la Gema, la Multiservizi, a tutte queste società che si occupano di questo. Avete visto il palo della luce dentro gli alberi. Quale senso ha sprecare questa luce? Tanti messaggi alla linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. Un nostro telespettatore ha denunciato la presenza di un grosso albero spontaneo nel sottopasso di Viale Fleming ed è rammaricato l'autore della segnalazione, che si rivolge al sindaco Trantino, il quale durante un focus ospite di Michele Cucuzza aveva detto che l'arbusto era stato rimosso.
L'albero è invece vivo e vegeto, ha scritto il signor Antonio. Le hanno dato info sbagliate, a meno che, in calzeronico, l'albero è stato rimosso e qualche incivile di notte lo ha rimesso lì. Ed è lì, purtroppo e pericolosamente, una palma piantata nello spartitraffico, le cui foglie invadono la circonvolazione, rappresentando, specie al buio, un serio pericolo principalmente per chi utilizza i mezzi a due ruote. L'SOS arriva dal viale Odorico Pordenone. In questo caso basta poco per evitare guai peggiori. La Regione stanzia 3 milioni di euro per l'aeroporto di Comiso, ma questa mattina davanti allo scalo Ibleo è andata in scena la protesta del Comitato per la difesa e lo sviluppo dell'aeroporto. Non possiamo più aspettare, dicono i manifestanti. Veronica Barbarino. C'è chi festeggia il 1 milione di passeggeri raggiunto quest'anno e chi protesta. È il paradosso degli aeroporti minori in Sicilia. Trapani gioisce, mentre Comiso lamenta il ridotto numero di voli e un aeroporto deserto, malgrado la Regione abbia stanziato 3 milioni di euro per lo sviluppo dello stesso, oltre al progetto Cargo. Scoppia quindi la protesta del Comitato per la difesa e lo sviluppo dell'aeroporto di Comiso per ribadire la necessità di poter contare su una struttura con più collegamenti. Uniti per chiedere voli e servizi per il nostro territorio. Non possiamo più aspettare, recita lo slogan scelto per invitare quanta più gente possibile, associazioni e partiti politici alla manifestazione. Noi vogliamo voli e passeggeri, vogliamo che questo aeroporto abbia una propria autonomia. Siamo qui per testimoniare ancora una volta che questo è un aeroporto assolutamente abbandonato, non può essere tenuto chiuso, non può essere bloccato da una società di gestione che matrigna rispetto all'aeroporto di Comiso. Non tutti i sindaci iblei erano presenti, in quanto sulle prospettive, le oggettive difficoltà, ma anche sui progetti futuri ed imminenti, i rappresentanti della provincia di Ragusa incontreranno i vertici di SAC, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, e i suoi direttori commerciali giorno 27 novembre. È volontà creare un tavolo tecnico permanente a cadenza costante, affinché il diritto alla mobilità dei residenti del sud e del sud-est dell'isola possa essere in buona parte soddisfatto. Brevissima pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati in studio, subito dopo il nostro telegiornale ritorna Il Punto, la trasmissione di Luca Ciliberti che ci ha raggiunto in studio. Di cosa vi occuperete? Buongiorno Adelaide, buongiorno ai telespettatori. Oggi la trasmissione camminerà su 3 binari. Il primo è legato a quanto abbiamo fatto il sabato scorso. Ci sarà la replica del deputato regionale Ismaele Lavardera alle parole che ha sentito proprio in questa trasmissione di Carlo Auteri, quindi ancora vivo il caso Auteri-Lavardera, con tutto quello che è successo poi durante la settimana, sino all'epilogo di oggi, che ovviamente racconteremo. Questo per quanto riguarda la politica. Poi ci occuperemo ovviamente del maltempo che ha flagellato la costa ionica, quindi anche qui cercheremo di andare oltre il racconto della cronaca, cercare di capire quali sono state le cause e cercare di capire anche che cosa è successo prima, durante e dopo. E poi con grande piacere avremo anche il procuratore aggiunto del Tribunale di Catania Sebastiano Ardita, che verrà qui in veste di scrittore, perché presenterà il suo nuovo libro Il coraggio del male. Sarà anche l'occasione per fare delle riflessioni su quanto sta accadendo anche su questo tema e in questo mondo. Quindi a partire dalle 14:30 tutti sintonizzati. Quindi si partirà con i fondi dati ai teatri. Grazie Luca, noi continuiamo il nostro telegiornale. Si celebra oggi la giornata nazionale della colletta alimentare, che si svolge oggi in tutta Italia in oltre 11.600 supermercati. In Sicilia il Banco Alimentare sostiene 300.000 famiglie attraverso 720 strutture caritative sul territorio. Sentiamo Desiree Ferlito. È il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il primo a fare la spesa nella giornata nazionale della colletta alimentare, che si svolge oggi in tutta Italia per oltre 11.600 supermercati. Un aiuto concreto per chi ha bisogno, e questo è l'obiettivo del Banco Alimentare, che sostiene 300.000 famiglie siciliane attraverso 720 strutture caritative sul territorio. Banco Alimentare è recupero dalle industrie del cibo in eccedenza, viene immagazzinato da noi e poi distribuito a chi non ne ha. È recupero dalle navi da crociera, è recupero dai sequestri di cibo eccetera. È supporto alle aziende
nei temi della sostenibilità, per cui il banco è aiuto alimentare a tutto tondo. Sono dati allarmanti quelli registrati dalla Caritas, che fanno il paio con il recente rapporto Istat sulla povertà, che segnala un aumento delle famiglie a reddito zero. Se questa solidarietà riuscissimo noi a rivolgerla a chi è meno fortunato ogni giorno, senza attendere che vi sia magari la colletta del banco alimentare, e cercando di dare delle risposte a chi ha bisogno, credo che poi staremmo tutti meglio. Pasta, latte, prodotti in scatola, olio, alimenti per l'infanzia. Sono tantissimi gli scatoloni organizzati per categoria dopo l'acquisto dei cittadini dai volontari, il vero motore dell'iniziativa. Se ognuno di noi magari riuscisse a fare chiaramente quota parte, la propria parte, scusate il gioco di parole, e potesse dare il proprio contributo, magari riusciremmo a avere dei dati anche più confortanti ed essere più vicini alle famiglie. Sono oltre 900.000 pasti donati in Sicilia nell'edizione del 2023, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente, per una Sicilia sempre più generosa. Breve pausa e poi la pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, il Catania vince 2-1 con il Trapani e interrompe la striscia negativa. Decisivi Castellini e Inglese, Granata incisivi solo nella parte iniziale della ripresa. Marco Carli. Era un derby ad alta tensione e la tensione questa volta fa bene al Catania. Succede quando riesce ad aggiungere il coraggio. Toscano, privo di 6 elementi, schiera una squadra d'attacco con 2 punti e un trequartista. Il risultato è il dominio della seconda parte del primo tempo, che culmina a pochi istanti dall'intervallo nel gol di Castellini, che sorprende Seculin con un pallonetto vincente. I rossazzurri avevano sfiorato la rete in altre occasioni con Stoppa, che trova sulla sua strada il portiere del Trapani. La sfida si ripete poco dopo la mezz'ora e la vince ancora l'estremo difensore Granata. Quando poi Raimo spreca un passo dalla porta, sembrano concretizzarsi i fantasmi della partita col Messina, ma ci pensa Castellini a scacciarli. Questi giorni, ragazzi, ho visto negli occhi la voglia di ritornare a vincere, regalare ai nostri tifosi questa vittoria e questo derby. Potevamo chiuderla con il rigore e soffrire di meno, però devo fare i complimenti ai ragazzi che veramente hanno gli attributi, perché venire da un periodo del genere e rispondere così devi avere gli attributi, questi ragazzi ce l'hanno. Il Trapani rientra col piglio giusto ad inizio riprese e trova il pari con Celiento. Il Catania potrebbe subire il momento, ma la spinta Granata dopo l'1-1 si affievolisce. Ci abbiamo provato, abbiamo avuto diverse occasioni e non siamo stati cinici e fortunati a sfruttarle per cercare di trovare il pareggio, che a mio avviso credo che sarebbe stato il risultato più giusto. Il Catania riprende a costruire, il trequartista che lavora negli spazi aiuta, soprattutto se si chiama Stoppa, che innesca così Inglese per il 2-1 e la sesta marcatura stagionale dell'attaccante. Poi è sempre Stoppa a procurarsi il rigore che Castellini calcia alle stelle dopo essere scivolato. Poteva essere il colpo del KO, ma il Trapani non riesce comunque ad approfittare dell'errore del capitano etneo. Il Catania interrompe la serie nera e guarda con più fiducia al futuro. Il Trapani ha raccolto 4 punti nelle ultime 5, troppo poco per una squadra con ambizioni. Messina, domani in campo al San Nicola di Bari per il primo di una serie di scontri diretti per la salvezza. Francesco Triolo. Il Messina si prepara a viaggiare alla Volta di Bari, dove domani affronterà il team Altamura in una di quelle sfide da catalogare come scontro salvezza. Stanno meglio i pugliesi, lo dice la classifica, lo dice il momento delle due squadre. Quella di Di Donato è reduce dal pareggio in Torre del Greco e vanta 5 risultati utili consecutivi, anche se arriva da 3 pareggi consecutivi. Dopo l'inizio difficoltoso in campionato, dopo aver perso le prime 4 gare stagionali, i pugliesi adesso hanno risalito la china. Nelle ultime 10 giornate hanno subito soltanto 2 KO e hanno 3 punti in più dei peloritani. A trascinarli Vito Leonetti, ex della partita, autore sin qui di 8 gol e assegno in 4 delle ultime 5 partite contro Latina, Casertana, Potenza e Turris. Per il Messina è il primo di 4 scontri diretti, infatti nelle ultime 5 partite che restano del girone d'andata i biancoscudati successivamente affronteranno Turris, Foggia e Juventus Next Gen, tutte squadre che lottano per la salvezza. Intanto però c'è da pensare alla gara di domani pomeriggio sul neutro del San Nicola.
Il tecnico Giacomo Modica recupera in difesa Salvo dopo la squalifica e spera di recuperare anche Anatriello, rimasto in panchina nell'ultima gara contro il Giuliano, e in mezzo potrebbe tornare dopo 6 giornate di assenza Petrucci, anche se il condizionale è d'obbligo, considerati i postumi della pubalgia che lo ha tenuto fermo per quasi un mese. Il rientro del centrocampista è fondamentale perché mancherà per squalifica Frisenna. Serve, a prescindere da tutto, una prestazione di carattere se si vorrà risalire la classifica. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.